Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su Fly Simulator X, siamo tornati, siamo con un 737 della KLM, devo tornare un attimo con gli aerei di default perché mi ricordo veramente poco, nel senso non gioco da tempo, quindi sono un po' arrugginito, devo ripartire con voli semplici. Tappona di oggi, Amsterdam, Lione ragazzi, quindi Olanda, Francia, si parte da Schiphol per arrivare all'aeroporto di Lione. Ok raga, tempo è un po' nuvoloso con piogge qua e là ragazzi. È un tempo un po' così, fai gli screenshot per... Guardate quanti, cioè veramente Schiphol è devastante. Diciamo che il temporale è qua, proprio qua in mezzo c'è un po' il temporale, però dai, tempo accettabile per il momento. Stiamo caricando i bagagli. Molto bene. Tra un po' si parte per il rollaggio come indiano. Ragazzi, okay. Siamo... Sentite i tuoni? Spaventoso ragazzi, eh? Stiamo cominciando il pushback. Sono tuoni mostruosi. Vediamo se riesco a far sentire un tuono alla grande. Non promette bene il tempo ragazzi. Qualcuno parte. Dai, voglio un tuono ignorante. Release parking brake. Ok. Niente, il tuono ignorante non arriva. Si è sentito subito all'inizio video. Mamma mia ragazzi, che tempo. Guarda, lo metto qua, me lo godo troppo, è un figo ragazzi, guardatelo che bello, un bell'uomo proprio. Te lo godi a cannone. Che te, prevedo temporali in giro comunque. Ok, ho fatto la richiesta per la partenza, per il decollo, ma c'è qua un EasyJet appena arrivato. Mi devo aspettare. Il tempo com'è? Ah, qua ce n'è anche un altro ragazzi, trafficone comendiano signori. Trafficone. L'EasyJet è ancora qua. Beh ragazzi, è Schiphol, c'è un traffico della Madonna, eh. Ci spariamo in diretta anche l'arrivo di un British. È un British Airways, mi sembra di sì. Sì, il Cume ci ha visto giusto. Eccolo qua. Oh yes. Che traffico raga, mamma mia. Ok ragazzi, abbiamo l'autorizzazione. Possiamo partire ragazzi da Amsterdam, aeroporto di Schiphol o Schiphol, a voi come sempre, la scelta. E andiamo a cannone ragazzi. Si va a cannone Beppe, si va a cannone. Con il British e l'EasyJet arrivati. C'è molto vento comunque. E si vola ragazzi. Mamma mia. Scusa, mamma mia. Siamo partiti. E stiamo sorvolando Amsterdam. Eccoci qua. Amsterdam in tutto il suo splendore. Possiamo vedere l'Amsterdam Arena ragazzi. Guardate che roba raga. Il nostro KLM
è fiero, è pronto. Eccoli qua i temporali, ragazzi. Sta piovendo, ragazzi, sta piovendo. Fio, lo sapevo, stiamo parlando verso il temporale, fio. Che sfio, ma sempre sfigato il com'è, spaventoso. In questo tramonto olandese con fulmini, saete, vai che ritorniamo alla grande. Sta venendo giù di tutto, ragazzi, la cosa è abbastanza ufficiale per i miei gusti. Con nuovo Nvidia Experience vado meglio sicuramente come FPS, però devo togliere quella roba registrazione cominciata, cioè registrazione iniziata, registrazione finita, perché mi sta un po' sul cazzo sta cosa. Vabbè, insomma, a parte questo me lo godo, nuovo Nvidia Experience, in un gioco pesante e vecchio come Fly. Ok, stiamo salendo per quota 180. È un volo corto, ci basta. Guarda che pioggia, fioi, guarda che roba. Speriamo che a Lione non sia troppo brutto, fioi. Stiamo arrivando alla quota di crociera, siamo a 180 e si balla, fioi, si balla da morire sopra i cieli olandesi. Guarda che roba. Madonna, ma cioè, ho una sfiga di proporzioni bibliche, però, Eccolo qua, ragazzi, siamo a quota 180. Guarda, lampi, saette, eccoli qua. Temporali qua, che spot, guarda che roba. E anche di qua. Spaventoso, raga, sempre il come solite guarda che roba, fioi. Lampi di proporzioni devastose proprio, termini comendiani coniati in questo momento. Ma ancora lampi, di tutto, fioi, di tutto. Guardate anche il punto di vista comendiano. Guarda, cioè, turbolenze devastanti, signori. Qua intanto si bugga con degli aerei di default la velocità, ma siamo a 320. Bruxelles Center, siamo tra l'Olanda e il Belgio, ma è spaventoso, figlio. Guarda che no, cioè, io ricomincio dopo un paio di mesi a giocare a Fly e mi becco subito il temporale devastante olandese, cioè. Only come proprio. Adesso Lufthansa e Scandinavia che mi rompono i coglioni. Traffico che sbosso ce n'è a sbrega, come al solito, queste sono rotte super trafficate, questo tramonto belga olandese. Ma guarda come balliamo, signori, si balla, fiori, si balla. Ragazzi, ormai ci siamo a Lione, fioi. Guarda che roba, le lucette di Lione. C'è una nebbia spaventosa, però purtroppo solita sfiga comendiana. Ragazzi, adesso speriamo nel sentiero di discesa, perché non si vede una mazza, signori. Solo le lucette in lontananza di Lione. Vediamo un po' l'esterna. Eccoci qua, ragazzi, questo è Lione, il sole è tramontato, ci sono le luci. Ma l'aeroporto dove cazzo sta? È dritto, teoricamente dritto a noi, Ti prego, vai giù, figlio della mignotta. Primo atterraggio dopo parecchio. Dai, comandone, regalaci il The Dream. Vai!
Is fantastic, come fantastic. Ma che ci siamo? Mamma mia, che nebbione proprio, cioè il classico nebbione. Cume indiano, uno dei più classici forse, perché il cume non si smentisce mai qui a Lione, France. Cazzo vuoi? Guarda che belle le luci francesi che illuminano una giornata uggiosa e piena di nebbia. Stiamo andando giù pianino pianino, non c'è neanche traffico, vediamo. No, ce n'è in realtà, ma non che mi spacca i maroni. E la cosa è molto good. Ma cosa sta dicendo? Ecco qua è partito, ragazzi è partito ogni tanto, parte... Ho usato qualcosa io, ma non penso sinceramente, perché devo atterrare, ragazzi. Cioè, non so se si ricorda. Ogni tanto la torre di controllo va a puttane, fioi, cioè... Cioè mi dice che devo salire quando in realtà devo fare la discesa, non lo so. Ah, non mi dà neanche l'autorizzazione all'atterraggio probabilmente, ma vaffanculo. Ma sta scherzando? Cioè... Adesso. Ma porca puttana, il cume, se non fa i vareggi il cume è troppo un figo, c'è poco da fare. Ce la faremo? Avere l'autorizzazione? Chi lo sa? Vai che il cume ci sta regalando un'altra perla, fioi. Ok. Ce la posso fare forse. Dai piccolo cume. Ok. Non mi ero accorto del messaggio. Vabbè, insomma, il cume è famoso per queste cose. Stiamo arrivando, ragazzi, stiamo arrivando, sono teso, fioi. Sono molto teso, non posso cappellare. Don't sink. Ma il cume. Piano. Piano. Buono. Molto bene. Frena stronzo. Mamma mia. Insomma dai, poteva andare meglio. Però anche peggio. Siamo andati un po' oltre, ragazzi, a fare il primo atterraggio. Ci sta, adesso andiamo a parcheggiare un po', fare un po' di manovre. Ragazzi, siamo arrivati, stiamo scaricando tutto ed è fatta, fioi. Dai, è andata abbastanza bene, è stato un po' lungo perché ho sbagliato un po' il tasto, cioè, ho preso di schiacciare il tasto giusto, è stato quello sbagliato, chiaramente, perché se non schiacci quello giusto è chiaramente quello sbagliato, quindi ho frenato un po' tardi, però dai, è andata bene come primo volo dopo tanti mesi. Raga, il deboarding è in completamento, sani e salvi, un saluto dal comandone veneziano, alla prossima, ciao!